Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con l'appuntamento di Linea Diretta, il nostro live quotidiano per conoscere gli avvenimenti, non solo i fatti di cronaca o le interviste politiche, ma anche gli altri avvenimenti che accadono in Friuli, Venezia Giulia, nel vicino Veneto orientale, o comunque con persone della nostra regione che sono coinvolte principalmente magari nell'organizzazione di eventi. Andiamo subito a Ronchi dei Regionali, lo vedo pronto in bassa frequenza, lo saluto, gli do il buon pomeriggio a Luca Perrino, che è il presidente dell'associazione Le Ali delle Notizie. Perché? Perché il festival a questo punto è quasi in arrivo. Proprio in questi giorni doveva esserci l'edizione 2021, ma come già capitato l'anno scorso, causa la pandemia, si è posticipato di qualche mese e si va insomma a settembre, quando è più fresco. È una parola grossa dire fresco in questo periodo, visto che abbiamo avuto la neve fino all'altro ieri, adesso finalmente sta arrivando il caldo, però quello che conta è che il festival sta operando, nel senso che l'associazione è operativa per dare ancora qualcosa di particolare e unico nel suo genere anche per l'edizione 2021. È così, Luca? Buongiorno a tutti, sì, è proprio così, Omar. Allora, il festival, giunto alla sua 7ª edizione, doveva svolgersi proprio in queste giornate di giugno. Come l'anno scorso, purtroppo, siamo stati costretti a spostarlo a settembre, e quindi di qualche mese rispetto alla tabella di marcia che ci accompagnava dal 2015 fino al 2019. Ma non ci siamo persi d'animo, abbiamo preferito spostarlo anziché realizzarlo in modalità online, quindi abbiamo evitato le dirette internet o le dirette sui social, e ci siamo concentrati appunto sulla programmazione di settembre, che speriamo con i vaccini e con un allentamento della pandemia ci permetta di arrivare in porto. Certo. Senti, importante, si diceva, no? Importanti novità. Tra l'altro mi scuso se ti faccio le domande così in fretta, perché mentre stiamo andando in onda chiaramente la cronaca non può farci mancare nulla, no? Vi dico subito che c'è stato un incidente stradale, tanto per cambiare, lungo la 4. Stiamo scaricando le immagini e spero tra un paio di minuti insomma di poter avere con voi i primi video per quanto riguarda, insomma. Vi dico subito che per fortuna non è grave, almeno questo è quello che ci hanno riferito, però altezza San Donà di Piave c'è stato un incidente stradale, un collega insomma ci ha appena inviato i video e tra poco vi li metteremo in onda per documentare questo sinistro della strada. Ma torniamo al nostro appuntamento. Dicevi, insomma, la pandemia comunque l'anno scorso aveva fermato nel suo programma il festival, nel suo programma naturale. Però chiaramente siete riusciti lo stesso a mettere in piedi un evento a settembre che ha avuto veramente un riscontro, devo dire la verità, non perché ci ho partecipato anch'io nelle vesti di relatore, ma veramente ha avuto un riscontro mediatico a livello nazionale non da poco, viene da dire, no? Beh no, non possiamo che essere soddisfatti. L'anno scorso abbiamo dovuto rinviarlo, come purtroppo avviene quest'anno, ma importante è che poi si faccia. Abbiamo cambiato l'anno scorso la location, ci siamo avventurati nell'approntamento di un palatenda, che è la stessa cosa che faremo quest'anno, nonostante che quest'anno, viste le condizioni, riusciremo a triplicare gli appuntamenti a Ronchi dei Legionari e anche fare un'anteprima del festival in 5 comuni dell'Isontino e ad Aquileia. Quindi il riscontro è stato ottimo, soprattutto della gente, del pubblico, che in certe serate
ha veramente affollato il Palatenda, ma quello che è anche importante, come dicevi tu, è che il riscontro è arrivato anche a livello nazionale, quindi chi lo ha visto da fuori, chi lo ha seguito attraverso i social o chi è riuscito a venire a Ronchi in quel periodo, perché da una serie di questionari che abbiamo distribuito tra il pubblico abbiamo capito che arrivavano dalla regione ma anche qualcuno dal vicino Veneto, abbiamo capito che comunque stiamo andando verso la strada giusta, insomma sono passati già 7 anni dalla prima edizione, quindi cominciamo a farlo crescere, lo vedrete anche con i numeri che andremo a proporre a settembre. Senti Luca, allora cominciamo un po' a svelare, non del tutto, ma diamo un po' così, non dico come si dice, dire tutto quello che è il festival, però diamo a dare un po' di, così per mettere un po' di sale in bocca, come si dice ai nostri amici, e per creare un po' di curiosità. Ma allora, innanzitutto posso dire che le giornate sono 10 e non più 5 come l'anno scorso, 5 iniziali il 1° settembre a San Canzian di Sonzo, il 2 a Fogliano, il 3 a San Pieri, il 4 ad Aquileia e il 5 a Sagrado, e quindi 5 appuntamenti in 5 comuni che hanno dato la loro partnership e che vedranno via via proporsi alcuni ospiti, tra i quali posso svelarvi alcuni che sono il giornalista dell'Espresso Giovanni Tizian, il capo ufficio stampa del Dipartimento della Protezione Civile Francesco Di Milito, il capo ufficio stampa dell'Istituto Superiore della Sanità Mirella Taranto, poi ancora la giornalista Antonella Napoli, e a Sagrado una cosa un po' particolare, una serata dedicata a Dante Alighieri con Sara Alzetta, che è una attrice che però proporrà Dante Alighieri in un modo completamente diverso. Ecco, in quelle giornate ci sono degli altri nomi, parleremo di mafie, parleremo di come comunicare la pandemia, avremo questo incontro con gli studenti delle scuole medie di Aquileia, dove parleremo anche di legalità, con un punto di domanda legato a Giuseppe Costanza, che è l'autista sopravvissuto alla strada di Capaci, ma parleremo, come ho detto, anche di Dante Alighieri. Dal 7 all'11 di settembre questi appuntamenti al Palatenda di Piazzale Martiri delle Foibe a Ronchi, e in contemporanea altri 2 appuntamenti in piazza Francesco Giuseppe e in piazza della Concordia, in un totale di 40 panel con 130 ospiti, 2 mostre fotografiche ed una masterclass che organizzeremo sabato mattina. Gli ospiti sono veramente tanti, arrivano per la stragrande maggioranza dal territorio italiano. Quest'anno purtroppo i giornalisti stranieri sono un po' limitati, ma viste le condizioni legate agli spostamenti, ai viaggi, al fatto che magari qualcuno non si fida e fino all'ultimo momento non dà la sua disponibilità, ma i nomi sono veramente tanti e ne posso spendere alcuni, ma non vorrei dimenticarmi di altri. Parlo di Toni Capozzo, Vanni De Lucia, parlo di Maria Cocozza del TG5, Maria Cuffaro, Giovanna Botteri, Giorgia Del Rico, insomma veramente ce ne sono, Dina Lauricella, Salvo Palazzolo, Floriana Bulfon, Mariano Giustino, che è il corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, e poi veramente tanti altri che poi li sveleremo a suo tempo. Insomma, ci stiamo lavorando, il programma è quasi pronto, lo sveleremo nel corso di una conferenza stampa il 21 di agosto, ma prima nelle prossime settimane ci sarà un'altra chicca, ovvero daremo il nome di chi ha vinto la 4ª edizione del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia.
che è la cosa molto importante, proprio perché è questo anche che vi ha dato ulteriore lustro, no? Questo premio. Assolutamente sì. Noi quando Daphne è morta nell'ottobre del 2017 abbiamo mandato una mail al figlio Matthew chiedendo se che volevamo fare la nostra parte, volevamo esserci. Ci ha risposto con grande nostra sorpresa, perché poi sappiamo bene quali momenti hanno sopportato allora, quali momenti sopportano ancora adesso, ma la famiglia ci ha dato il beneplacito, abbiamo ottenuto quasi subito il patrocinio del Parlamento europeo e quest'anno si è aggiunto anche il patrocinio del Ministero della Cultura, che quindi dà ancora maggior lustro a questa nostra manifestazione. Il premio sarà un momento importante nella giornata conclusiva. Lo consegneremo appunto sabato 11 di settembre alle ore 21, una cerimonia particolare che ancora una volta vedrà impegnato un artista del territorio. Noi non diamo una semplice targa, ma doniamo sempre un'opera d'arte realizzata da un artista del territorio che ogni volta interpreta la morte di Daphne Caruana e la morte degli altri giornalisti e operatori dell'informazione caduti in questi anni in modo particolare. Certo. Senti, tra l'altro ne abbiamo dato notizia già questa mattina sul nostro sito, state cercando dei volontari, no? Ragazzi che vanno dai 16 ai 25 anni per partecipare. Per partecipare al festival, ecco. I compiti sono tanti, dall'accoglienza alla preparazione dei siti, alla book, il posto dove si vendono i libri, poi il nostro banchetto informativo, aiutare nell'allestimento della manifestazione. Insomma, i compiti sono veramente tanti e abbiamo visto che l'anno scorso sono stati una decina, quindicina i volontari che ci hanno dato una mano, con grande nostra sorpresa anche una donna che è arrivata da Verona e una ragazza che è arrivata da Belluno, quindi un momento importantissimo anche di formazione per questi ragazzi, ma anche meno ragazzi che comunque per alcuni giorni vivono a stretto contatto con quella che è l'organizzazione di un festival. Certo. Allora ricordiamo le date, giusto per rifare. Allora, le date dal 1 al 5 di settembre, aspettando il festival, a San Canzian di Sonzo, Fogliano di Puglia, San Pier di Sonzo, Staranzano e Sagrado, e poi a Ronchi dei Legionari dal 7 all'11 di settembre, ormai prossimi. Bene, allora rimani un attimo con noi collegato, sì, perché sono pronto. Ok. No, vedete, in presa diretta abbiamo le immagini assolutamente, che si sono appena giunte dall'incidente stradale. Veramente sono immagini veloci, vedete la situazione. Il sinistro della strada si è verificato una mezz'oretta fa, come potete vedere, insomma, abbiamo detto sono secondi, qui ci sono i tecnici di autovie che stanno operando sul posto. Il sinistro della strada, come detto, si è verificato una mezz'oretta fa lungo l'A4 all'imbocco di San Donà di Piave in direzione Trieste. È coinvolta un'auto, vettura, come avete visto, poi anzi un SUV per la precisione, un furgone e un altro camioncino che procedeva in direzione Trieste. Di quanto abbiamo potuto sapere dalle notizie che ci sono giunte poco fa in redazione, ci sono feriti, ma non sembra, ripeto, sembra non in maniera grave. Comunque sono 3 mezzi coinvolti, un furgoncino, un mezzo pesante e un SUV, il tutto accaduto all'altezza di San Donà di Piave, all'imbocco dell'autostrada in direzione Trieste. Probabilmente il furgone stava, o quello che precedeva, insomma, che stava dietro, è uscito di corsa dal casello, si è immesso in autostrada e purtroppo è successa la carambola. Ripeto, ci sono dei feriti, però a quanto pare non gravi, almeno queste sono le prime notizie frammentarie che ci sono giunte. Anche ringrazio coloro che ci hanno comunque inviato le clip per documentarvi quello che è accaduto. Chiaramente nel corso della giornata, del pomeriggio, vi daremo ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda questo incidente stradale che è successo poco fa all'altezza di San Donà di Piave lungo la A4. Luca, io ti ringrazio come sempre. Grazie a voi.
adesso non mi ricordo, so che mi avete incastrato anche me dentro anche quest'anno, sì. Una serata la devo venire a presentare anche io, no? Ci sei anche tu, adesso devo trovarla, sì, ma come ormai tradizione, come ormai tradizione consolidata, ci sei anche tu, e adesso spero di trovare qua dove... Tra l'altro voi anche quest'anno, come negli anni precedenti, seguirete l'evento anche attraverso lo streaming, no? Sì, cercheremo di, se non tutti, alcuni di trasmetterli in streaming e quindi dare la possibilità anche alle persone che sono a casa di, ecco, io non trovo, anche le persone che sono a casa, ma ci sei, anche se non ti trovo, ma eccolo qua. Tu parlerai, tu converserai con Giampaolo Gambi, che è un autore, attore, conduttore e showman italiano, nella presentazione del suo libro 53 giorni di Spelling e Kapfer. Quindi l'appuntamento con Omar Costantini è giovedì 9 settembre alle 19:30 in piazza Francesco Giuseppe. Bene, grazie Luca. Grazie a voi. E a tutto lo staff, come sempre, perché dietro di te ci sono anche veramente delle persone con i cosiddetti, mi sia consentito. Sì, beh, certo, non si potrebbe fare a meno di queste persone, assolutamente. E volontariamente, ricordiamo, volontariamente, assolutamente, per portare in porto queste varie edizioni, perché ricordiamo poi tra l'altro che non è che finisce nei 5 giorni, no? No. Giorni. Le ali delle notizie sono aperte. Noi operiamo ormai 365 giorni all'anno. Tra l'altro il 18 di giugno inaugureremo qui nella saletta espositiva una nuova mostra e a luglio saremo presenti ancora con 2 appuntamenti nell'ambito di officine culturali del territorio qui a Ronchi dei Legionari, con due appuntamenti importanti ancora dedicati all'editoria, e quindi ci saremo ancora prima dell'inizio del festival. Perfetto, volevo dire, volate sempre, planate quando serve, ma non cadete mai. Grazie, assolutamente no. Certo. Assolutamente no. Bene, grazie Luca, grazie come sempre ai nostri amici e amiche alla visione e all'ascolto. Termina qui il nostro appuntamento live. Chiaramente l'informazione su Friuli TV continua nel corso della giornata con gli aggiornamenti attraverso il nostro sito e i famosi video flash per quanto riguarda i fatti di cronaca accaduti nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia, con uno sguardo rivolto sia verso ovest sia verso est, nord e sud. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, Mandi, alla prossima. Arrivederci. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.